Signor Giorgio, le chiedo scusa, qui all'Anusei, che insieme a Tortolì è il capoluogo dell'Ogliastra, siamo venuti a trovare un famoso artigiano del legno, un artigiano che costruisce da 60 anni pipe, perché il signor Giorgio, lo vedete così, aitante, bel ragazzo, giovane ragazzo, ormai fra qualche mese arriva ai suoi 80 anni. Complimenti per come li porta. È stato aiutato da questo, da questo mestiere? Non dal tabacco delle pipe, dalla polvere del legno. Dalla polvere del legno. Che tipo di legno impiega? Questa è la radice di una pianta endemica, una pianta mediterranea. E la Sardegna è quella che ha fornito diciamo, l'80% del fabbisogno mondiale per costruire pipe. Addirittura. Da sempre, sì. Quanti personaggi hanno le sue pipe? Tantissime, anche il presidente Pertini, il famoso fumatore di pipe. Pertini ha avuto la mia pipa durante, forse gli ha portato fortuna perché avevamo vinto i mondiali. Aveva la mia pipa e poi tantissime persone che vengono. Quanto tempo impiega a costruire una di queste pipe? Diciamo che io di queste pipe qui, una volta che prendo il legno in mano, in un giorno posso farne anche 2, 3. Già finite? Finite, pronte così. Pronte? Sì, ma il difficile non è lì. Il difficile è andare a trovare questa radica, selezionarla, tagliarla, lavorarla, bollirla e poi dopo 2 anni prendere in mano questo pezzo. Quindi questa io l'ho lavorata 2 anni fa, perché questo è un legno che è ricco di tannino. Quindi noi lo facciamo bollire per estrarre il tannino in modo che il legno poi dopo non si spacchi più e poi non dia l'aroma del tannino, non lo dia al tabacco. È vero che tutte queste pipe che lei fa non le manda in giro per vendere, le vende qui perché vuole che la gente venga a vedere l'Anusei, i dintorni? Intanto le dico che L'Ogliastra. vendo pipe perché mia moglie mi butta fuori di casa e dice: cosa mi vuoi riempire la casa di pipe? Io non le venderei mai, perché quando lavoro la pipa e quando me la portate via so già che quella pipa non ce l'ho più e non la darei mai via. Però se uno vuole la pipa deve venire qua, deve venire a vedere il nostro paese, deve venire a trovarmi qua in casa, se no io non ci vado. Quanto costa una pipa, mediamente? Ma guardi, io le metto sul mercato, quando vado a fare le mostre le metto così, agli amatori faccio pagare 60 euro, è soltanto per recuperare le spese. Grazie.